Allora abbiamo la tappa di domani che entrerà in provincia di Treviso nella zona di Castelfranco Veneto, il percorso è indicato in rosa giustamente e percorrerà la zona di Altivole per arrivare ad Asolo, in particolare a Casella d'Asolo sarà l'arrivo di tappa. I ciclisti percorreranno tutto l'anello della Forcella Mostaccin per scendere poi di nuovo ad Asolo e Casella d'Asolo. L'ingresso in provincia è previsto intorno alle ore 14, 14:30 e la chiusura della viabilità avverrà intorno alle ore 13 su per giù e rimarrà chiusa per almeno 4 ore. Queste sono circa le stime approssimative, tenendo conto che i ciclisti sono anticipati dalla carovana pubblicitaria che anticipa un'ora e mezza il loro passaggio e questo passaggio avviene a viabilità chiusa. Come è possibile attraversare o comunque bypassare il percorso di gara? Abbiamo indicato una viabilità alternativa che da Castelfranco Veneto verso nord passa per Castello di Godego, Loria, Fonte, Paderno del Grappa attraverso la SP20 e poi Possagno, Pederobba attraverso la SP26 per andare poi sulla Feltrina. Dalla Feltrina poi Pederobba, Crocetta del Montello e Montebelluna a scendere fino alla zona sud. Chiaramente per chi è destinato a raggiungere Castelfranco Veneto ovviamente suggeriamo l'utilizzo dell'SP86 e della 102 per Vedelago e Resana. Ovviamente tutti coloro che non hanno necessità di andare verso Castelfranco suggeriamo di mantenersi sulla Feltrina perché è la strada con la maggior possibilità di smaltire il traffico che sarà molto intenso, perché necessariamente dovete immaginare che queste ore di chiusura in un infrasettimanale e in pieno giorno creeranno parecchi disagi alla circolazione, quindi raccomandiamo la massima pazienza da parte di tutti. Quindi dopo aver quasi esaurito tutta la pazienza il giorno prima, quindi domani, chiediamo per dopodomani un ulteriore tranche di pazienza all'utenza, perché in questo caso il Giro d'Italia attraverserà la provincia di Treviso partendo da Mogliano Veneto per salire verso Silea, entrare a Treviso e quindi proprio sul Put, il tratto di Pontebana per andare verso la zona dell'autostrada e poi Maserada, Tezze, Oderzo, Motta di Livenza e lascerà la provincia di Treviso per andare all'arrivo di tappa previsto a Bibbione. In questo caso la partenza della tappa da Noale è prevista per le ore 13, quindi ci aspettiamo l'ingresso in provincia alle ore 14, ciò significa che almeno 2 ore prima tutta la viabilità che abbiamo indicato sarà chiusa. Per l'utenza abbiamo indicato alcuni punti in cui è possibile attraversare il percorso di gara almeno nelle direttrici est-ovest e viceversa. Questi punti sono dove ci sono gli innesti per l'autostrada A27, ma nel tratto di Mogliano Veneto dove l'autostrada è libera e quindi non a pagamento, la SP63 e la Pontebana per arrivare alla 53 che è transitabile e la Treviso Mare che è transitabile. Più a nord ancora la SP102 e la SP57 all'altezza di Maserada sono transitabili. Per tutto il resto invece non sarà possibile attraversare il percorso di gara da nord a sud. Quindi raccomandiamo massima pazienza per gli utenti che dovranno necessariamente circolare e sconsigliamo il più possibile chiaramente la circolazione nella fascia oraria diciamo tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio. Quindi ricapitolando, città blindata, capoluogo blindato a partire da che ora fino a che ora? Beh, l'ordinanza di chiusura della circolazione è 2 ore antecedenti al transito dei ciclisti. Ovviamente il Comune di Treviso verosimilmente attuerà delle chiusure anticipate per consentire di transennare i luoghi. Se abbiamo detto che entreremo in provincia intorno alle ore 14, dobbiamo aspettarci che da mezzogiorno e mezza in poi la zona di Treviso non sia transitabile. Poi le bretelle autostradali da evitare? Beh, allora tendenzialmente le autostrade sono tutte percorribili, però ci sono dei caselli sconsigliati. Abbiamo detto che il giro passa davanti al casello di Treviso Nord, nella zona di Lancenigo e Villorba, quindi il casello di Treviso Nord è fortemente sconsigliato per l'utenza. Verrà consigliato anche attraverso le comunicazioni sui pannelli a messaggio variabile autostradali l'uscita a Treviso Sud per chi deve raggiungere Treviso, mentre in A4 sul passante di Mestre verrà sconsigliata l'uscita di Preganziol proprio per il passaggio nelle immediate vicinanze della tappa nella zona Preganziol e Mogliano.
Tanti gli uomini della macchina della sicurezza. Beh, il dispositivo è piuttosto complesso perché prevede, oltre a tutto un articolato dispositivo di viabilità, a tutela della viabilità, effettuato dalla polizia stradale, da tutte le forze dell'ordine e dalle polizie locali, è previsto anche un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica per sia le zone di transito nei comuni più importanti che all'arrivo di tappa ad Asolo, e si parla di diverse centinaia di persone impiegate.